Volevo anche ringraziare l'NG per il supporto che ci dà a tutte quelle attività, come dicevo prima, anche sociali. Una fra tutte, permettetemi, perché è la più importante, credo, che svolgeremo quest'anno sul nostro territorio, è quella della celebrazione del 27 aprile, dove ricorrerà l'80° anniversario della distruzione e liberazione di Cavarzere e dove è già programmata, ma è in itinere la fase di gestione successiva, una celebrazione che verrà svolta quindi nella piazza principale di Cavarzere con molti rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli nazionali, regionali e locali e con diciamo, le forze dell'ordine che ci hanno già dato una massiccia adesione e tutte ovviamente le associazioni d'Arma per ricordare questo evento. Peraltro a questo evento parteciperanno anche i familiari del generale Bisogniero e i familiari del dottor Flavio Busonere, che sono diciamo, le due figure storiche che hanno contribuito a questa ricorrenza. Purtroppo in 80 anni di storia Cavarzere non ha mai ricevuto nessun encomio, nessun riconoscimento e un anno e mezzo fa, per la prima volta, io personalmente ho scritto al Presidente della Repubblica e al prefetto di Venezia competente per la trasmissione e è stato iniziato un iter appunto per questo riconoscimento che è in fase di valutazione al Ministero dell'Interno e assieme al plico abbiamo inoltrato tutta la documentazione storica derivante da pubblicazioni, da libri, da materiale fotografico, da filmati che siamo riusciti a recuperare anche dall'Air Force sudafricana, grazie all'amico Giancarlo Tagliati, all'amico Enzo Salmaso, a Duilio Avezzu, insomma tutti, chiamiamoli così, gli storici di Cavarzere che hanno contribuito e hanno collaborato per presentare questa istanza. E venerdì scorso, quindi una settimana fa, personalmente il prefetto di Venezia mi ha chiamato dicendo che aveva chiesto al Ministero com'era la procedura, era in fase di valutazione perché ovviamente loro devono fare le loro ricerche nei loro archivi storici. Non vi nascondo che io anche per altre vie ho cercato di sollecitare. Il sogno sarebbe che questo riconoscimento arrivasse almeno il giorno prima del 27. Se non dovesse arrivare per quel giorno lì, perché comunque comprendiamo che le procedure ministeriali possono essere un po' più lente, un po' più farraginose, festeggeremo gli 80 anni della liberazione di Cavarzere, sarà una gran festa e poi ci auguriamo che quando arriverà questo riconoscimento giusto e strameritato della città di Cavarzere e dei suoi cittadini, che hanno reso un sacrificio enorme, vi do qualche numero, 74 civili morti, oltre 600 edifici distrutti, una ricostruzione veramente importante, quindi è la storia di Cavarzere e ci auguriamo appunto che questo riconoscimento quando verrà sarà un monito per i giovani per studiarla quella storia, perché io credo che pochi sappiano che Cavarzere ha avuto 74 vittime civili, 600 edifici distrutti e ripeto una ricostruzione molto complessa perché ai tempi insomma ricostruire un paese completamente raso al suolo, al netto poi purtroppo di 6 anni, di qualche anno dopo, neanche 6-4 anni dopo, quando c'è stata la grande alluvione del 51, e abbiamo visto un'altra tragedia, quindi una tragedia umana, quella della guerra, una tragedia naturale, quella dell'alluvione, però la tempra di Cavarzani è sempre stata forte, ci siamo sempre rimboccati le maniche, siamo sempre riemersi dalle difficoltà. E questa è una storia che, grazie anche a un libro che sta per essere editato, che sta per essere editato, ci sarà un importantissimo contributo storico appunto che cercherà e chiuderà il cerchio in queste che saranno le celebrazioni.